E questo è il blues della Befana, scarpe di pezza e scialle di lana. Sindaco Nesto, tra i panevini e la regata delle Befane anche quest'anno tradizioni tramandate alle giovani generazioni. Quanto è importante per Cavallino riscoprire e tenere sempre vive queste tradizioni che fanno comunità? Proprio per questo, per fare comunità, per fare aggregazione, quest'anno sia il Natale con il villaggio di Babbo Natale, sia le manifestazioni del Panevin e anche quelli della Befana sono volte proprio al creare questo senso di appartenenza alla nostra comunità di Cavallino Treporti, e quindi ai giovani, ai piccoli, un'attenzione speciale da parte di tutte le associazioni, e noi ringraziamo perché sono veramente strepitosi, e noi come comune vogliamo sostenerli, aiutarli perché si continui così, nel rispetto delle regole, ma anche nel ricordare profondamente le nostre tradizioni. La luna mi fa compagnia e ho fatto il pieno di fantasia, di fantasia. E nelle tradizioni dell'Associazione Remiera Cavallino c'è proprio la regata su Mascarete a un remo. Si tratta della 20ª edizione, per quella dell'Epifania. Hanno partecipato alla regata 6 soci della Remiera Cavallino in costume da Beroe, perché questo è il nome, diciamo, tradizionale con cui a Cavallino Treporti si chiama la Befana. E la manifestazione è stata molto arricchita da questo gran raduno delle Befane che facciamo da qualche anno in collaborazione con gli amici dell'Associazione Amici di Capasquali, ma anche con rappresentanze della Canottieri Treporti, del Club Nautico San Marco del Lido e il gruppo remiero Meolo Oriago. Quest'anno è stata un'edizione particolare perché c'erano 3 barche, la Caolina, un Sandolo, una Mascareta, e quindi hanno creato quasi, e questa è un po' una novità, di carri allegorici in barca. È una cosa molto, molto nuova, insomma, molto bella.